Buonasera a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati a questo secondo incontro sul monachesimo in Sardegna, monachesimo in età medievale. L'incontro di oggi è incentrato in particolare sul monachesimo femminile benedettino nella Sardegna del Medioevo. In particolar modo vedremo appunto quali monasteri sono attribuibili all'ordine benedettino in Sardegna e ripercorreremo brevemente le vicende delle benedettine nei regni giudicali sardi. Le monache benedettine, come sappiamo, erano religiose claustrali. Secondo la tradizione, il ramo femminile dell'ordine benedettino sarebbe stato fondato da Santa Scolastica, la sorella di San Benedetto. In realtà le origini del monachesimo femminile benedettino sono oscure e la regola, dettata da San Benedetto, venne estesa alle comunità femminili non prima dell'VIII secolo, se non addirittura del IX. Sappiamo che a capo di ciascun monastero era una badessa che poteva essere eletta autonomamente dalle religiose o anche poteva essere di nomina vescovile o arcivescovile. La badessa, in genere di estrazione sociale elevata, era coadiuvata nella gestione del monastero da monache fidate, presumibilmente istruite, cioè dalle monache coriste, mentre alle monache converse, religiose di bassa condizione sociale e culturale, erano riservati i lavori più umili. Nell'undicesimo secolo erano sorte in Europa diverse congregazioni di benedettini e dei corrispondenti rami femminili, tra cui le vallombrosane, le camaldolesi, le cistercensi. Per quanto riguarda la Sardegna medievale, il monachesimo femminile benedettino è pochissimo documentato dalle fonti storiche. I risultati di uno studio effettuato abbastanza di recente nell'ambito del progetto internazionale Claustra, curato dall'Università di Barcellona in collaborazione con diverse università italiane e straniere e alcuni enti di ricerca, tra cui l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR di Cagliari, progetto che si è concluso nell'anno 2017, hanno evidenziato per la Sardegna la presenza documentata di soli 6 monasteri di benedettine, monasteri che vennero fondati o comunque risultano attivi nel Medioevo. 3 di questi erano ubicati nel Regno di Calari, 2 in quello di Torres, 1 nel Regno di Arborea. I monasteri in questione sono quello di Santa Greca San Giorgio di Decimo Mannu, San Giuliano de Salinis e San Bartolomeo, tutti e 3 ubicati nel Regno di Calari, San Bonifacio e San Pietro di Silchi, entrambi ubicati nel Regno di Torres, e infine il monastero di San Martino di Oristano nel Regno di Arborea. Li prendiamo in esame singolarmente, tenendo conto principalmente delle informazioni presenti nel catalogo del progetto Claustra che ho menzionato poco fa. Il primo monastero che prenderemo in considerazione è quello di Santa Greca, ubicato nell'attuale paese di Decimo Mannu. Nel Medioevo il monastero risultava compreso nella curadoria di Decimo, nel Regno di Calari, come detto. Questo cenobio è poco documentato e in più le fonti storiche, le più antiche delle quali risalgono al XIV secolo, non sciolgono i dubbi sulle sue origini, che vengono comunque datate all'età altomedievale, soprattutto sulla base di analisi di tipo architettonico e di stratigrafia archeologica effettuata nell'area intorno alla chiesa. Probabilmente il cenobio era appunto annesso alla chiesa santuariale dedicata alla martire Santa Greca, un luogo di culto conosciutissimo e frequentatissimo ancora oggi. Invece l'intitolazione a San Giorgio, che compare nei documenti medievali, potrebbe essere stata aggiunta in età catalano-aragonese.
Non è improbabile che le benedettine di Santa Greca fossero in relazione con l'ordine dei monaci di San Vittore di Marsiglia, che avevano diverse proprietà ed edifici chiesastici nella curatoria di Decimo, oltre che nel regno di Calari. Sappiamo che a partire dal re Orzocco Torchitorio I, che regnò tra il 1058 e il 1089, il monastero aveva ricevuto tutta una serie di donazioni molto consistenti di terre, di villaggi e di servi proprio nella curatoria di Decimo, tra cui le ville di Arili e di Sancti Venesi. Tra l'altro, i servi e tutti coloro che vivevano nelle terre del monastero godevano di ampi privilegi ed erano esenti dal pagamento di franchigie. Nel 1324 il territorio su cui sorgeva il monastero, passate catalano-aragonesi, venne infeudato ai successori di Gherardo della Gherardesca, già signori della curatoria di Decimo, i quali cominciarono a interferire nella gestione del patrimonio immobiliare del monastero, ritenuto evidentemente parte integrante del proprio feudo, con conseguenti grossi danni economici per la congregazione. Gli abusi dei Gherardesca furono tali da suscitare tra il 1327 e il 1355 le proteste della comunità religiosa. Nel 1327 era stata la badessa Maddalena a lamentarsi con l'infante Alfonso, il futuro sovrano della Corona d'Aragona e del Regno di Sardegna. Era intervenuto a tutelare i diritti del monastero contro le prepotenze dei feudatari, ma di fatto le disposizioni ufficiali furono regolarmente disattese. Fra il 1353 e il 1355 il territorio venne occupato dalle truppe del Regno di Arborea, mi riferisco al territorio di Decimo. Regno di Arborea, allora in guerra contro i catalano-aragonesi del Regno di Sardegna. Le condizioni di vita delle religiose, già critiche da circa un ventennio, divennero probabilmente ancora più difficili. Le religiose tornarono quindi di nuovo a protestare. Così nel 1355, intanto ricordiamo che la zona di Decimo era rientrata in possesso dei catalano-aragonesi e dell'ultimo feudatario di origine pisana, cioè di Gherardo il Giovane. Dicevo, nel 1355 la badessa Giovanna cercò ancora una volta di far valere i diritti del monastero, questa volta con il sovrano Pietro IV. Nonostante il re si fosse speso a favore delle monache, prevalsero ancora una volta le ragioni del Gherardesca, intenzionati a mantenere il controllo su un'area ritenuta di grande importanza strategica. Nel 1355 il territorio di Decimo, appartenuto a Gherardo il Giovane, venne incamerato dalla corona e concesso in feudo a Ugo Santapau, che lo possedette sino al 1365. Nel 1359, come esito del processo di infeudazione in atto da un ventennio circa e delle guerre che avevano interessato il territorio di Decimo, la comunità religiosa giunse ai limiti della sopravvivenza, tanto da non avere nemmeno i mezzi per rinnovare il proprio vestiario. Fu necessario l'intervento del vescovo di Sulci Raimondo, che provvide a dotare le monache di quanto necessario. Dopo il 1409 il patrimonio monastico fu ceduto in usufrutto a esponenti della nobiltà catalano-aragonese, i quali cominciarono ad esercitare un controllo sempre più stretto sulla comunità religiosa e sui suoi beni. In particolare, sembra che dal 1413 sul monastero si sia stesa la longa manus del nobile valenzano Bernardo Rossellò, che ottenne dall'arcivescovo di Cagliari la nomina abbadessa della propria figlia Isabella. Dopo questa data il monastero, che come abbiamo visto è comunque complessivamente poco documentato, scompare del tutto dalle fonti storiche.
Probabilmente dopo il 1413 cessò proprio di esistere. Passiamo ora ai due monasteri di San Giuliano di Salinis e di San Bartolomeo, ubicati nei pressi delle Saline di Cagliari e nel Medioevo, come abbiamo detto, compresi appunto nel Regno di Calari. Il primo monastero, San Giuliano di Salinis, era situato nei pressi dello stagno di Molentargius, in località Corinaldi. Oggi diciamo risulterebbe inserito in quello che è conosciuto come quartiere Generugi. Non sono conosciute le origini di questo monastero, però secondo alcuni studiosi esso potrebbe coincidere con quel monastero di San Giuliano citato in una lettera che il Papa Gregorio Magno aveva inviato nel 599 al vescovo di Cagliari Januario. In età medievale questo monastero era forse attivo nell'estrazione e nella commercializzazione del sale. Come altri monasteri, fu oggetto di donazioni in denaro, come testimonia un documento del 1256 che riferisce di una elargizione di una certa somma da parte di tale Rinaldo Russo. Probabilmente alla fine del 200 attraversò un periodo di crisi e rimase privo della guida di una badessa, tanto da richiedere l'intervento del Papa che il 7 luglio del 1291 invitò l'arcivescovo di Cagliari Percivalle, sotto la cui giurisdizione il monastero ricadeva, a provvedere in tal senso. Dopo questa data il monastero non è più attestato. Il secondo monastero era probabilmente adiacente all'attuale chiesa dedicata a San Bartolomeo. Anche questo monastero è attestato solo una volta nel 1291, data in cui, come San Giuliano di Salinis, la comunità religiosa risultava priva della badessa. I monasteri che abbiamo visto sinora, come detto, erano tutti ubicati nel Regno di Calari. Nel Regno di Torres, il monastero benedettino più antico, quello maggiormente attestato e studiato, è San Pietro di Silchi, ubicato in un'area particolarmente fertile presso il villaggio scomparso di Silchi, oggi inglobato nella città di Sassari. Questo monastero che risulta esistente già nel X secolo, fu rifondato tra il 1063 e il 1073 per volontà del re Barisone I di Torres e affiliato all'abbazia femminile toscana di Santa Maria di Asca, situato nei pressi di Populonia, nei dintorni di Livorno. La filiazione avvenne su iniziativa del re Mariano I, che si dimostrò in diverse occasioni particolarmente generoso con le religiose di Silchi. Grazie alle donazioni delle famiglie aristocratiche turritane e di altri personaggi, ma anche grazie agli acquisti e alle permute, il monastero acquisì nel tempo un vasto patrimonio di terre, bestiame e servi, come ricordano le annotazioni contabili contenute nel registro meglio conosciuto come Condaghe di San Pietro di Silchi. Il monastero divenne molto potente sul piano economico. Da Silchi dipendevano alcuni monasteri minori, come quello di Santa Giulia di Chiterone, di Santa Maria di Cotroniano, San Imbiricu de Sauren e le chiese di San Giovanni, Santa Maria e Santa Caterina presso Usini, con tutte le loro pertinenze e anche con alcune aziende rurali. Il governo di Silchi era affidato alle badesse del monastero toscano di Santa Maria di Asca, che si spostavano quindi tra la Toscana e la Sardegna. Durante la loro assenza il governo veniva affidato o a un amministratore, un armentario, oppure a una monaca facente funzioni, la prioressa.
La badessa era certamente coadiuvata da alcune monache di fiducia per compiti di particolare responsabilità. Tra le badesse ricordiamo in particolare Massimilla, che governò per circa 50 anni durante il regno di Gonario e di Mariano II, grosso modo nella seconda metà del XII secolo. Il monastero di Silchi cominciò a decadere nella seconda metà del XIII secolo, poco dopo la fine del regno di Torres. I suoi beni sappiamo che vennero smembrati, in parte vennero acquisiti dal vicino comune di Sassari, in parte vennero occupati dalle famiglie signorili dei Doria e dei Malaspina. Fra il 1324 e il 1327, poco dopo la conquista catalana-aragonese, le monache, cacciate dal loro monastero, furono costrette a rifugiarsi ad Asca. Alla metà del Trecento il cenobio fu definitivamente abbandonato e concesso in beneficio all'arcivescovo di Torres. Quindi, nel 1427, quanto rimaneva dell'originario patrimonio venne aggregato alla mensa arcivescovile turritana. Nel 1467, ormai in rovina, il complesso monastico venne ceduto assieme alle sue pertinenze ai frati minori osservanti che lo ristrutturarono e vi si trasferirono nel 1473. Non molto distante da San Pietro di Silchi sorgeva il monastero di San Bonifacio, che oggi non esiste più. Secondo lo storico seicentesco Francesco De Vico, esso sarebbe stato fondato nella tarda antichità da religiose di rito orientale. Successivamente sarebbe passato a monache di regola benedettina, probabilmente legate al monastero vallombrosano maschile di San Michele di Plaiano. Il cenobio di San Bonifacio entrò in crisi con la fine del regno di Torres negli ultimi decenni del XIII secolo, quindi segue le stesse sorti nella fase finale della sua vita del monastero di Silchi. Nel 1278, sempre secondo quanto riferito dal Vico, l'edificio monastico, forse caduto in rovina, fu oggetto di lavori di restauro, se non di riedificazione, resi possibili grazie alle elargizioni di alcuni privati, ma probabilmente smise di funzionare del tutto nel corso del Trecento. Nel 1444 il patrimonio di San Bonifacio venne incorporato in quello della mensa vescovile di Ampurias. L'ultimo monastero benedettino che prenderemo in esame è quello di San Martino di Oristano, ubicato fuori le mura della città. L'edificio monastico, dopo la soppressione degli enti ecclesiastici dell'Ottocento, ospitò l'ospedale civile e oggi è sede del centro di igiene mentale. Esiste ancora oggi la chiesa, sempre intitolata a San Martino, un tempo annessa al monastero, chiesa che è attestata dal 1228. Anche di questo monastero non si conoscono le origini, però probabilmente si trattava, almeno inizialmente, di un monastero maschile, forse fondato dai monaci di San Nicola di Burgo, di cui abbiamo parlato nella lezione dedicata agli ordini monastici maschili che vi ho proposto a dicembre. Il monastero di San Martino di Oristano viene attestato per la prima volta come monastero femminile nel testamento di Ugone II d'Arborea, datato al 4 aprile 1335, documento in cui il sovrano arborense si impegnava, tra le altre cose, a lasciare una dotazione alle monache di San Martino che doveva servire per il loro sostentamento. Si trattava di una certa quantità annuale di grano
Starellos grani viginti quinque e di alcuni maiali, Porcos duos de glande. Le vicende di questo monastero sono conosciute solo per sommi capi. Sappiamo che le religiose di San Martino probabilmente rispetto alle monache benedettine di cui abbiamo parlato non osservavano la clausura. Infatti c'è da dire che ogni monastero aveva comunque una certa autonomia e che la clausura anche all'interno dell'ordine benedettino poteva essere più o meno rigida. E in ogni caso, per quanto riguarda il monastero di San Martino di Oristano, sappiamo per certo che le religiose non osservavano la clausura. Infatti, quando nella prima metà del secolo, in un anno compreso tra il 1537 e il 1553, l'arcivescovo di Oristano, Carlo de Alagon, cercò di imporla alle religiose, esse la rifiutarono. Sono poco note, dicevamo, le vicende di questo monastero, però è molto ben conosciuto il patrimonio immobiliare e la sua gestione. Ciò grazie alle schede del Condagi Cabrevadu, un registro contabile risalente al 1553, dove vennero trascritti gli atti di un più antico registro andato perduto. Ugualmente informazioni di carattere contabile vengono dal cosiddetto brogliaccio, un registro di beni e di rendite del convento compilato a partire dal 1462. Mi avvio alla conclusione di questo breve intervento per dirvi che la vita di questo monastero, rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza, si protrae sino oltre la metà del Cinquecento. Infatti le suore abbandonarono l'edificio monastico solo dopo il 1567, quando i domenicani si videro riconosciuti il trasferimento della proprietà e quindi a partire da questa data le suore abbandonarono l'edificio e il complesso di San Martino di Oristano venne restaurato dai domenicani che appunto vi si trasferirono. Con questa slide, queste notizie sul monastero di San Martino ho concluso il mio intervento. Ringrazio tutte voi e tutti voi per l'attenzione con cui mi avete seguito e un ringraziamento particolare va ancora una volta all'architetto Piras che ha accettato questo mio contributo e appunto contributo che prosegue il discorso già iniziato a dicembre sugli ordini benedettini in Sardegna e ringrazio l'amico il dottor Giovanni Serreri per avermi invitato anche questo anno a partecipare agli incontri di storia dedicati alla folta utenza della Università della Terza Età di Villa Cedro. Vi ringrazio ancora e vi saluto e vi auguro buone vacanze. A presto.